Ultimi giorni di vita degli ambiti territoriali ottimali, il 30 settembre dovrebbe scattare il semaforo rosso, ma le SRR non sono ancora pronte, non sono nelle condizioni di decollare. Cosa succederà il 1° ottobre? L'assessore e il presidente della regione stanno predisponendo un provvedimento proprio per cercare di evitare le emergenze e far sì che dal 1° ottobre i servizi vengano garantiti. Quello che c'è scritto in questo provvedimento in questo momento è top secret, quindi non lo sappiamo. Sappiamo con certezza che non verranno date delle proroghe e quindi il personale poi passerà nella nuova società di regolamentazione dei rifiuti. Quei sindaci che non hanno portato ancora in consiglio comunale lo statuto per costituire la nuova società saranno commissariati e quindi aspettiamo da un momento all'altro notizie proprio operative. Concretamente dal 1° ottobre come si muoveranno i sindaci per garantire i servizi? Con le stesse aziende, ecco, dall'alto della sua esperienza cosa potrà accadere? Ma guardi, non posso fare delle previsioni perché si parla di un'ordinanza contingibile urgente ai sensi del 191 fatta direttamente dal Presidente della Regione, si parla invece di ordinanze fatte da singoli sindaci, quindi siamo in trepida attesa di questo provvedimento. Io ho un'assemblea dei soci proprio che dovrebbe tenersi domani, ma penso che se non abbiamo il provvedimento è chiaro che dovrebbe slittare per parlare proprio di tutte le situazioni operative. Comunque io, malgrado cesso, essendo il liquidatore di questa società, sono a disposizione per aiutare nel percorso, non mi tiro indietro da nulla e anche la Regione sa che noi liquidatori siamo a disposizione per evitare proprio che possano scoppiare delle emergenze. Il personale del lato, in attesa che le SRR entrino in funzione, cosa faranno? Ma il mio personale, quello che lavora in quest'ato, io non ho problemi perché non è che dall'oggi al domani noi possiamo chiudere gli uffici, dobbiamo sempre dare risposte anche ai contribuenti, magari che non hanno ricevuto la bolletta e quindi studieremo poi qualche formula che possa quindi garantire i contribuenti e garantire anche i comuni.